24 di febbraio che non faccio l'incontro, per cui per me è una grande emozione essere tornata a fare cose veramente. La comunità di Serramanna ha fatto con questo grande applauso. Grazie, alla faccia del Covid, di poter tornare alla normalità il prima possibile. Alla faccia del Covid cerchiamo di fare in modo che sia una serata piacevole per tutti. In maniera intelligente. Così come è già iniziata stasera, e anche divertente magari, che ne dici? Assolutamente sì, vi faremo ridere, vi faremo piangere. Ci conosciamo da appena mezz'ora, sento che c'è una grande intesa che chissà dove ci porterà. Su questa sedia che scorta si sono seduti già Bruno Vespa, Maurizio Costanzo, potete immaginare l'imbarazzo di trovarsi di fronte a un personaggio che è stata Amatris, Trio Aperto, Uno Mattina, Presa Diretta, I Fatti Vostri e così via. Giorgia incontra all'anno circa 90.000 ragazzi, risponde ogni giorno a un centinaio di mail, messaggi, però il mio non è risposto, come mai? Perché sono tanti, quindi non riesco a fare tutto, no, pensavo forse però, perché non sono giovane. Diciamo che prediligo un po' i ragazzi che hanno problemi, piuttosto che il resto in teoria dovrei farlo fare ad altri. Hai colto che io non avessi problemi, quindi? Esatto, esatto. Bene, la prima volta che vieni in Sardegna? No, in realtà sono 4 anni ed è stato bellissimo perché io 2 anni fa hanno fatto un film sulla mia storia, che è andato al cinema proprio, e abbiamo coinvolto 100.000 studenti. Di questi 100.000, 20.000 erano della Sardegna, per cui grazie a un'associazione di Terralba, che mi hanno conosciuto 4 anni fa, hanno coinvolto un sacco di paesini, ma anche Cagliari, se non sbaglio, insomma un bel po' di scuole della Sardegna. Ok, non è quindi sai bene che non sempre abbiamo questo clima. No, esatto, il problema è che ogni volta che vengo è così. Infatti non è il caso che mi invitiate più, perché sappiate che io mercoledì me ne vado e tornano ai 26 gradi, quindi state tranquilli, è solo questione che me ne vada, poi tutto torna nella normalità. Lo dicono anche per me perché ospitando il Festival Strangios ogni anno è come se ci fosse la nuvola di Fantozzi su casa mia, ci divertiamo sempre qua. Bene, sai quindi che sei all'interno della mezzaluna fertile della Sardegna, perché Serramanna, devi sapere, è un comune che nasce tantissimi secoli fa nel Medio Campidano. Quindi immaginiamo la Sardegna come una corona di montagne attorno a questa bellissima pianura che dilaga verso Cagliari, e qui c'è la confluenza di 2 fiumi, il Rio Reni e il Rio Manno, che hanno reso questa zona fertilissima da un punto di vista agricolo, quindi non c'è mai mancato che grattando la terra venisse su la vite, il grano, eccetera. Però in questo periodo noto che sta diventando fertile da un punto di vista culturale, perché ci voleva anche la pioggia, però la pioggia di persone speciali. E oggi vorremmo il compito di introdurre con grande emozione la storia di una ragazza che, come dice la canzone, rimarrà sempre giovane, perché oltre ad aver scritto 2 bellissimi libri, il secondo dei quali è Io non smetto, frase alla quale si ricollega la mia introduzione, e quindi spiegato il titolo, potrei dirti fai tutto tu. No, ma interagiamo che mi piace. Sì, Giorgia Venusiglio in genere si presenta con un fatto avvenuto quando lei aveva 17 anni già, in discoteca, e qualcuno, non so come, non so neanche perché. No, ma mi assumo totalmente la responsabilità, Questa sì. è una cosa che io spiego sempre ai ragazzi. Che ha portato a fare una cavolata. Ho sbagliato io, ho fatto una cavolata che ho pagato caro prezzo. Ed è per questo che ne parlo ai ragazzi, perché siamo esseri umani in quanto tali meravigliosamente imperfetti. Però se si spiegano le cose a cui si può andare incontro, i ragazzi poi sanno anche qual è la scelta migliore per loro. Cioè dalla mia bocca non uscirà mai ragazzi non fatevi, perché non serve a niente dire di non farsi. Però posso spiegare che può succedere una determinata cosa e può succedere anche altro.
e a volte ti può anche andare peggio, cioè che non sopravvivi. Io a 17 anni ho fatto la cavolata più grande della mia vita, ovvero assumere mezza pastiglia di ecstasy, e nel giro di una settimana mi sono ritrovata con il fegato in necrosi. Mi hanno letteralmente presa per i capelli. Avevo solamente 6 ore di vita. Pensate che il mio è stato il primo caso in Italia a superare un'epatite tossica fulminante da ecstasy e il secondo caso in tutto il mondo. I medici non sapevano assolutamente come comportarsi e decisero quindi di fare questo trapianto in extremis che durò 17 ore di intervento. Di solito il donatore e il ricevente devono essere estremamente compatibili, ma questa compatibilità era parziale perché essendo già entrata in coma epatico e quindi avendo poche ore di vita, quell'organo c'era e quell'organo doveva andare bene. Per cui a distanza di pochi giorni dal trapianto il fegato era un pochino più grande e quindi ha iniziato a schiacciare la vena cava che ha prodotto ascite, che sono dei liquidi, e questi liquidi sono arrivati fino ai polmoni. Non riuscendo più a respirare autonomamente mi hanno dovuto portare nuovamente d'urgenza in sala operatoria. Lì ho fatto un ulteriore intervento di 5 ore, hanno deciso di mettermi un drenaggio nei polmoni, insomma è stato un iter complesso che mi ha portato a rimanere in terapia intensiva per 1 mese e mezzo. Solitamente le persone vivono una terapia intensiva solo quando sei tra la vita e la morte. E poi ho fatto 1 mese in reparto normale. E lì sono arrivata a pesare 27 kg. Mi hanno nutrito endovena, non ho mangiato per più di 1 mese. Non potevo muovermi dal letto, quindi dopo 1 mese e mezzo ho ricominciato a tirarmi su dal letto, a camminare. Io non riuscivo neanche a tirare sullo sterno, per cui gli unici movimenti che potevo compiere erano girare la testa a destra e a sinistra, mettere la crema sulle mani e poco più. Avevo 17 anni appena compiuti, rimanevo in questa stanza sterile dove potevo vedere i miei genitori, mia sorella, il mio fidanzato dell'epoca solo 2 ore al giorno, cioè 1 ora da mezzogiorno all'1 e 1 ora dalle 6 alle 7. E quando venivano dovevano venire bardate dalla testa ai piedi e uno alla volta, quindi dovevamo centrinare quel tempo per tutti quanti. E il resto delle 22 ore non facevo altro che chiedermi perché avessi fatto quello che avevo fatto, perché mi trovavo in quella situazione, ero piena di sensi di colpa, avevo tanta rabbia verso me stessa, questa rabbia me la sono trascinata negli anni, devo dire che ancora oggi non mi sono perdonata, faccio fatica a perdonarmi, perché io ho avuto la fortuna di nascere sana, di essere una persona normale, amata, non avevo particolari problemi, e per un errore che ho commesso, se vogliamo anche per una non conoscenza totale, cioè un'ignoranza, dal gnosco latino non conoscere, ho fatto una scelta sbagliata, cioè tutti sanno che le droghe fanno male, ma mai per me avrei pensato che bastasse una singola assunzione per poter morire. L'avessi saputo non l'avrei mai fatto. Ecco perché ho iniziato a girare per tutte le scuole d'Italia. In realtà all'inizio è nata così, è nata in maniera molto spontanea e semplice, nel senso che, non so se ve lo ricordate, ma divenne un caso all'epoca, se ne parlò tanto, e feci un'intervista sul Corriere della Sera dove dissi che se mi fossi salvata sarei andata nelle scuole a raccontare della mia vicenda. In realtà io l'avevo messa in maniera molto più semplice, avevo detto che se mi fossi salvata avrei raccontato a tutti i miei amici quello che era successo. La pensavo in maniera molto più piccola, io ovviamente ero piccola e pensavo in maniera più piccola. Ma mio papà invece mi ha detto: Giorgia, la parola data va anche mantenuta. Per cui se tu ora non te la senti di andare per ovvi motivi, perché non stavo bene fisicamente, ma parliamoci chiaramente, dopo ho iniziato ad avere i problemi più grossi, che erano quelli psicologici. Cioè, e quelli sono pesanti da superare, perché una cicatrice, sono le cicatrici dell'animo quelle che ti disintegrano, quelle che non superi mai, quelle che sanguinano in continuazione e non si rimarginano, le altre sì, e impari anche ad accettarle. E quindi ho dovuto fare un lavoro su me stessa. Ha iniziato mio padre a girare per le scuole, a raccontare quello che avevamo vissuto. Io ripeto sempre ai ragazzi, avevamo vissuto, perché la mia scelta ha compromesso un'intera famiglia, e perché no, anche parenti, amici. E mio padre ha deciso di girare sotto forma di volontariato. All'inizio erano veramente poche le scuole, perché erano poche le richieste. Poi piano piano sempre di più, ogni volta mi diceva: sto andando, vuoi venire? Io non
non me la sentivo, fino a che un giorno evidentemente ero riuscita a fare un lavoro su me stessa, me la sono sentita, ho detto vengo. Da lì la mia vita è totalmente cambiata, nel senso che poi ho deciso di iscrivermi all'università, di fare un percorso di studi, quindi le relazioni familiari e comportamenti a rischio in età adolescenziale, proprio per studiare e per cercare di essere sempre più sul pezzo, perché mio padre mi ha sempre insegnato questo, ovvero che quello che facevo era estremamente importante, ma anche estremamente pericoloso se non veniva fatto nella maniera corretta, perché davanti mi trovo tante anime che mi ascoltano e quindi a volte magari vuoi dire una cosa ma la dici in maniera sbagliata e il ragazzo percepisce una cosa diversa rispetto a quella che vorresti dire, quindi bisogna sempre saper parlare nel modo giusto, centellinare le parole e conoscere, quindi studiare costantemente, perché le droghe sono in continua evoluzione, cambiano, modificano e devi sapere sempre rispondere nella maniera corretta, non puoi permetterti di sbagliare, perché la cosa più importante è acquisire credibilità negli occhi dei giovani. Se non hai credibilità non vai da nessuna parte e per poterlo fare devi dimostrare di sì, parlo perché ho vissuto una determinata esperienza, ma non vi racconto solo ciò che è accaduto a me, vi racconto ciò che è accaduto a tante altre persone, perché io poi ho lavorato nelle carceri, nelle comunità, ho avuto a che fare con tanti genitori che purtroppo hanno perso i figli a causa della droga, in maniere tutti estremamente diversi, poi in realtà estremamente simili, perché li riconduce tutte poi alla fine al fatto di aver usato droghe. E io ho una cosa dalla mia, un dono, che sono estremamente empatica e penso che per arrivare alle persone devi arrivare non solo nella loro testa ma soprattutto nel cuore, per poterlo fare devi trasmettere questa empatia. E io ho voluto vivere nel dolore di questi genitori per poterlo capire, per poterlo assimilare e per poterlo anche cercare di tramandare quando parlo con i giovani stessi, per farli riflettere che a volte se non riusciamo ad amarci sufficientemente dovremmo fermarci e imparare a farlo, magari per le persone che ci amano, che ci stanno intorno, poi col tempo impareremo ad amarci perché è solo una questione di tempo. Sto facendo un monologo alla fine, scusami, ma io sono fatta così, poi incomincio e vai. Sì, assolutamente. Allora do un pugno nello stomaco. Vai. A proposito di giovani, perché tutti sanno che tu sei abituata a dominare le folle di migliaia di giovani nei palazzetti, nelle scuole, eccetera. Oggi abbiamo un uditorio un po' particolare. Faccio incontri anche alla sera, serali, aperti alla cittadinanza, e lì sì. Sono gli adulti. Ho visto che nel tuo libro c'è una parte ben nutrita sui sì, perché a volte hanno bisogno di sapere anche i genitori, non solo i ragazzi. Non volevo perdere il filo. Vai. Ritrovo una cosa di giovani. Però mi piace sentire il bene che voglio a tutti loro. Sorridono, si spingono, scherzano, si scambiano battute. Lei sta entrando in un palazzetto, come ha fatto oggi, non so se ve ne siete accorti, deve captare l'anima che arieggia. Qualcuno infagottato nei vestiti troppo pesanti imposti da una mamma premurosa, altri che sfoggiano un look che mi vesto io ormai, capigliature ardite, tagli aggressivi dei maschi più disinibiti, criniere sfavillanti delle ragazze più ambiziose. Quanta vita! E ciò che mi ispira e che più di ogni altra cosa mi dà la carica, lo spettacolo di tanta vita radunata qua dentro, è la mia voglia di difenderla dalla morte e dal dolore, la mia voglia di esaltarla, di caricarla, di farla scoppiare di bellezza. Abbiate cura di splendere. E qui c'è la parolina magica che è il fil rouge di tutta la nostra rassegna letteraria. Don Milani direbbe I care, il nostro maestro. Abbi cura di spendere è proprio una frase che io dico sempre ai ragazzi, piace tantissimo e la sento proprio mia, perché come dicevo prima non è facile amarsi, però è la chiave per vivere meglio. A volte ci lamentiamo, soprattutto quando siamo giovani, ci lamentiamo perché magari veniamo trattati senza rispetto. A volte io mi soffermo e chiedo alle ragazze, ma anche ai ragazzi,
quanto ti rispetti tu? Perché se noi ci rispettiamo, difficilmente gli altri non ci rispettano. Se noi abbiamo atteggiamenti non rispettosi nei nostri confronti, anche gli altri si permetteranno di calpestarci. Quindi è importantissimo amarsi. Ti va di continuare a parlare di giovani? Certo. Anche io ho lavorato nelle comunità e quando parlavi di queste tue esperienze sentivo un'empatia, una certa risonanza. Come si fa a parlare ai giovani? Io per esempio da genitore mi irrito tantissimo, dopo aver letto tanti libri di pedagogia, di me stesso, quando riconosco in loro soltanto quella facciata, quella scorza che non mi va a genio. Michele Serra li chiamava gli sdraiati, quelli che dalla mattina alla sera vivono nei divani oppure non aiutano in casa e ti irritano. Adolescente. Ma cosa ci vuole? Io ho smesso. Allora, diciamo che, come hai detto tu, per quanto tu abbia studiato un sacco di pedagogia, psicologia, eccetera, eccetera, essere genitore è diverso, no? Educatore è una cosa, essere genitore è un'altra. Quindi partiamo già da questo presupposto. Però io consiglio sempre di ricordarsi come eravamo noi da giovani. Questa è una cosa fondamentale. Tendiamo a dimenticarci come eravamo. Invece dovremmo ricordarci di più questo, dovremmo tener conto del fatto che non possiamo paragonare il nostro periodo con il loro, perché loro vivono in una società totalmente diversa e non l'hanno scelta loro. Quindi io detesto gli adulti quando parlano in maniera negativa dei giovani, perché è una società che si sono trovati e devono fare i conti con determinate cose. In primis, tra tutti, il fatto di una difficoltà precaria, cioè il fatto di un futuro precario che obiettivamente noi non avevamo. All'epoca, quando si faceva università, si tendeva a voler arrivare a uscire con una lode. Ad oggi ai ragazzi gli si viene detto finisci più in fretta possibile, non importa se esci con la lode o no, tanto non cambia, il lavoro lo trovi o non lo trovi, ma va anche un po' scusate la parola, a culo. Ed è triste, perché invece secondo me la meritocrazia è importante perché stimola, e un giovane stimolato è sicuramente un giovane propositivo. Avrei un mondo di consigli da parte dei genitori. Posso fare un esempio molto banale. Io cerco di evitare di parlare con tante frasi forbite, ma arrivare a esempi spicci affinché si possa comprendere. Io chiedo spesso ai genitori che incontro di ricordarsi quello che fanno durante la giornata, no? A tavola, a cena. Le classiche frasi di un genitore sono: come è andata a scuola, cosa hai mangiato, che voti hai preso. Più o meno queste sono le domande. Ecco, a mio avviso è sbagliatissimo, cioè capibile, ma è sbagliato. Noi dovremmo imparare a stupire i nostri figli. Lo dico perché non ho figli, però a me piace dire i nostri figli, ma non ho figli, per niente, dettagli. Perché ricevo tanti, io sono tanto seguita su Instagram da loro e non ho ricevuto un messaggio o due, ma tantissimi nell'arco degli anni di questi ragazzi che pensano e vivono quelle situazioni come i miei genitori non sono interessati a me, perché mi fanno tutti i giorni la stessa domanda, non gliene frega niente, mi fanno la domanda giusto perché devono sentirsi di fare i genitori, ma non hanno interesse. Io cerco di spiegare loro che innanzitutto genitori non si nasce, si diventa e che si impara la strada facendo, che siamo tutti meravigliosamente imperfetti e che dato che lui è cresciuto potrebbe anche spiegarsi e dire questa cosa per arrivare a capirsi, a comprendersi senza urlare, e che poi bisogna anche rendersi conto che viviamo in una società dove si va sempre di fretta, dove si va sempre di corsa e che quindi magari una madre si ritrova ad essere sì mamma, ma poi alla fine anche una golf, una cuoca, deve accompagnare l'altra figlia a danza e poi il figlio a calcio, eccetera, eccetera. E quindi si ritrova a fine giornata che è piena fino a qua e si ricorda però di essere mamma o papà e quindi arrivano a fare la domanda classica. Ecco, quello che io consiglio è stupiteli perché può essere qualcosa di positivo per loro e per voi. Per esempio, noi parliamo spesso in maniera negativa dei social, cerchiamo di vedere il lato positivo di essi. Si parla di argomenti come cyberbullismo, bullismo, violenza sulle donne, eccetera, eccetera. Perché al posto di chiedere al nostro figlio come è andata oggi a scuola, noi gli chiediamo cosa ne pensi tu di questo argomento?
In quel momento vostro figlio o vostra figlia si chiederanno: ma veramente mia madre, mio padre, vuole sapere cosa io penso di questo argomento? In quel momento voi andate a lavorare sull'autostima di vostro figlio e accrescerete il rapporto, perché non si aspetterebbe mai una cosa del genere, è perché capisce che voi lo state mettendo su un altro fronte, non lo vedete più come il cucciolotto. Quante volte mi è capitato di sentire genitori che venivano da me e mi dicevano: no, perché il mio bimbo, il mio puccio, il mio bimbo. E poi mi dicevano: ti faccio vedere la foto, vedevo, c'era già la barba, e dicevo: ma bimbo. È normale, anche mia mamma mi chiama cucciola, bimba, insomma. Però un consiglio che mi sento di dare è: cercate di capire che anche loro crescono. Un figlio trattato da bambino si comporterà come voi volete che esso sia, ma in realtà non è così. Mi spiego meglio. Se voi lo trattate da bambino, lui si comporterà da bambino in casa, ma una volta uscito dalle 4 mura, lui sarà un piccolo uomo e come tale si comporterà. E allora a quel punto voi non conoscerete mai fino in fondo vostro figlio. Non si conoscono mai fino in fondo i figli, ma ancor meno. Quindi la prima cosa è responsabilizzarli, fargli crescere l'autostima. È importantissimo l'autostima, anche per le scelte più corrette di questo mondo. Un ragazzo con una grossa autostima è più facile che sia un leader e magari, se è cresciuto con sani valori, sia anche portatore di cose positive. Un ragazzo con poca autostima vedrà il gruppo dei pari, quindi i suoi compagni, i suoi amici, come la cosa più importante che esista. E quindi magari arriverà anche a scendere a compromessi pur di farne parte. Magari non avrebbe mai voluto fare certe cose, ma arriverebbe a farle perché vuole essere accettato in quel contesto. E lì è perché c'è una bassa autostima. Ecco perché dico: lavorate anche su questo, stupiteli, cercate di trovare delle strategie per creare una comunicazione positiva con loro. Non è facile. A volte mi capita di genitori che mi dicono: sì, vabbè, ma io ho mio figlio che non parla. Cioè, ok, trovate una strategia. Voi avete dalla vostra l'esperienza. Usate delle strategie alternative. Mio figlio non parla, ok, io però voglio affrontare l'argomento droghe, come posso fare? Ci sono tante interviste, non ci sono solo io, ma ci sono anche altre persone che raccontano la propria esperienza. Quando trovate su un giornale ragazza 17enne, trapianto, ecstasy, sono parole che colpiscono. Ritagliate quel pezzo di giornale, attaccatelo sul frigorifero, attaccatelo, mettetelo sul cuscino, mettetelo dove si truccano le vostre figlie, piuttosto che attaccato da qualche parte, senza dire niente. Quelle parole catturano e sono sicura che avranno modo di leggere, di guardare. Mia mamma mi ha sempre detto che se tu butti dell'acqua sul muro, l'alone non rimane. Ma se lo fai tutti i giorni, qualcosa rimane. Ed ecco qual è il segreto dei genitori. Esserci sempre, un pochino, un centinaio ogni giorno. Prima parlavi di pioggia, no? Ecco, piccole gocce che ogni giorno fai e metti. Non tutte porteranno alla crescita di una pianta, di un fiore, di un qualcosa, però stai facendo i genitori, il tuo ruolo è quello. Se poi un giorno dovessi, passatemi il termine, fallire, ma ovviamente non siete voi a fallire, voi saprete che avrete fatto il massimo, il vostro ruolo l'avete fatto e contro certi eventi non si può andare, però avrete fatto tutto ciò che era in vostro possesso fare. Quindi è questo quello che io consiglio, di esserci nel bene e nel male sempre. E poi, come ultima cosa, ma che secondo me è tanto importante soprattutto in quest'epoca, è i no. Sono difficili da dire, ma sono sicuramente la cosa più giusta che voi possiate fare. Sono i no che fanno crescere, non sono i sì. E sono i no che faranno sì che i vostri figli diventeranno delle persone che sapranno stare nella società e non avere problemi anche quando cresceranno. Vi faccio un esempio banale: quando un bambino di 2 anni si ritrova in un negozio di giocattoli, la prima volta strilla perché vuole il gioco e non glielo comprano, la seconda volta sbatterà i piedi ma tu comunque non glielo compri, la terza volta, quando tu gli dici no, si metterà a piangere ma non strillerà più, alla quarta volta accetterà la cosa, perché è solo una questione di, come posso dire, di metabolizzare, di imparare una determinata cosa. Se invece gli si dice sì, quel bambino, esatto, i famosi anticorpi, il bambino non comprenderà mai. Ed ecco allora che quando diventerà adulto e ci sarà il famoso capo che sbaglierà,
ma ci sono tanti capi che sbagliano e gli dirà no, questo no, anche se in realtà era giusto dire sì, il ragazzo non comprenderà e si troverà malissimo nella società. Ecco perché i no sono fortificanti, i no fanno crescere. È vero, è più facile dire sì, ma il genitore è il mestiere più difficile che ci possa essere e a mio avviso nella consapevolezza che poi rendi felice quella persona, perché poi stare al mondo in maniera corretta ti rende sicuramente più sereno, ecco il mio consiglio è quello. Anche se è difficile, dite no. Quando è giusto dire no, ovviamente. Bello questo applauso. Sarà contento anche mio padre che tra il pubblico, che i nomi addetti, diciamo che mi hanno aiutato a crescere. Tra le parole che hai detto mi ha colpito soprattutto una, stupire. Ho colto come abbia la stessa radice di stupefacente. Tu sei considerata una miniera di informazioni, di formazione, di impegno e di consigli relativamente alle droghe e porti in giro per l'Italia questa bandiera contro la droga. Che effetto ti farebbe passare nel tuo paese e vedere 2 piantine di marijuana così al fresco? Allora, partendo dal presupposto che non so, ragazzi. Sono curioso, non avevo pensato di farti questa domanda. Stamattina io non so in che punto dell'autostrada fossi, ma ho sentito un odore di marijuana pazzesco, ragazzi. Ci sono delle coltivazioni, però. Ma pazzesco, cioè ho detto che è? Sembrava che qualcuno mi stesse facendo una canna di fianco. Partendo da questo presupposto, ma comunque. Però voglio dire, vicino a casa mia c'è una finestra. Però tutti passano tranquilli, io anch'io. Mi è capitato anche in discoteca che mi abbiano, addirittura mi hanno chiesto se avevo della droga, cioè mi hanno preso per una spacciatrice, ci sono rimasta malissimo, ma vabbè, questo per dire che gli spacciatori non sono omini verdi, strani e quant'altro. Allora, partendo dal presupposto che c'è un momento in cui bisogna parlare, quindi mi è capitato in discoteca di vedere ragazzi che facevano uso di sostanze e non mi verrebbe mai di mettermi lì a fare la morale, a parlare, a spiegare, perché c'è un momento. E lì sarebbero solo parole spese, cioè. Sono contento che tu lo dica perché condivido pienamente questa linea. Non giudicare mai. No, mai. No, ecco, questa è una cosa che piace tanto ai ragazzi, io lo sento, io non li giudico assolutamente. Partendo dal presupposto che chi fa uso di sostanze tendenzialmente è una persona estremamente sensibile e quindi con delle doti in più, che però non sa usare. E quando mi trovo di fronte a queste situazioni mi dispiace, però capisco che lì in quel momento ho le mani legate, non posso fare nulla perché sarebbe ridicolo. Ricordo anni fa che mi chiesero di fare la testimonial in una discoteca e mi avevano chiesto di, mentre la musica andava, a un certo punto stoppavano la musica e mi facevano parlare a me 10 minuti. Io ho detto anche no, grazie, cioè mi lanciano le bottiglie dietro, cioè voglio dire, ma che senso ha? Cioè o una cosa è fatta bene e ha un senso oppure no. Non mi piace obbligare un ragazzo ad ascoltarmi, non credo, anzi sono sicura che non serva a niente, bisogna essere propositivi. Per cui c'è momento. Mi è capitato, mi dispiace, ti dirò, mi ferisce, sto male quando sento di ragazzi che perdono la vita. Tanti anni fa la vedevo come una sconfitta, crescendo ho capito che io non sono nessuno, io faccio il mio, ma sono sempre comunque una persona sola, e quindi non c'entro niente, non posso arrivare a tutti e è una spinta in più per non mollare, per andare avanti nella speranza che possa qualcun altro seguire le mie orme e possa fare la mia stessa strada. Sai, io ho cercato ragazzi che hanno vissuto la mia stessa esperienza, ne ho trovato uno. Il problema è che non tutti sono disposti a parlare dei propri errori, del passato, di essere giudicati, perché io non giudico, ma ho vissuto tanti giudizi da parte di tante persone, diciamo che mi sono fatta un po' una corazza, però non è facile, non siamo tutti uguali e soprattutto anche la voglia di mettersi a studiare, mettersi in gioco, sono tante cose, non basta raccontare la tua esperienza, punto, finito, perché sennò serve a poco. Secondo me serve veramente fare tante cose e purtroppo per ora non ho ancora trovato nessuno disponibile. Il giorno che lo troverò o la troverò sarò estremamente felice. Nel frattempo cerco di essere d'esempio perché è quello che mi hanno insegnato. Le parole stanno a zero ma sono i fatti che contano.
Ogni tanto ci sono le ragazze che mi scrivono che vogliono fare questo nella vita, che sono lanciatissime, eccetera. Hanno magari 15 anni, aspettiamo se saranno così esaltate anche tra 10. Però è bello perché mi rendo conto che potrei veramente essere un esempio. Più siamo, più rumore facciamo, più ragazzi salviamo. Era un po' lo slogan che abbiamo usato nel periodo del film, quando abbiamo coinvolto 100.000 studenti proprio per parlare di questa tematica, perché tutti sanno che le droghe fanno male, ma pochissimi che basta una singola assunzione per finire all'aldilà, ed è lì che fa la differenza, perché di solito parli sempre del tossicodipendente, ma si affronta poco la tematica del ragazzo per bene, che va a scuola, che prende anche buoni voti, che ha una vita normale, che non gli è mancato nulla in ambito familiare, d'amore, quant'altro, ma che basta una serata, una scelta sbagliata, in un momento sbagliato che può terminare la tua vita. So, mi viene in mente Lamberto Lucaccioni, no? Ho conosciuto i genitori il Cocoricò. Il ragazzo del ragazzo Cocoricò, morto a Cocoricò 16 anni. Ho avuto modo di conoscere i suoi genitori, ora abbiamo instaurato un ottimo rapporto, sono delle persone meravigliose e era la prima volta che andava via con degli amici. I genitori gli avevano detto di non andare a ballare, quindi loro non sapevano neanche. MDMA, quindi il principio attivo dell'ecstasy, quindi in realtà in teoria doveva essere ancora più pura. Perché c'è una differenza tra ecstasy e MDMA? Assolutamente sì, l'MDMA è il principio attivo dell'ecstasy, ok? E l'ecstasy, come nel mio caso, può essere tagliata con delle sostanze che ti possono mandare all'aldilà. Quindi nel mio caso c'era veleno per topi, piombo, sostanze che avrebbero mandato in necrosi il fegato di chiunque. Con l'MDMA questo non avviene perché c'è solo il principio attivo. Il problema è che anche il principio attivo può portarti alla morte. In quel caso, come per Lamberto, è stato edema polmonare e edema cerebrale. Quindi quello che io dico sempre ai ragazzi, perché a volte mi capita che loro si creino questa sorta di alibi della serie, vabbè, ma se fosse stata legale la sostanza avrebbero controllato, avrebbero visto che non veniva tagliata con veleno per topi e tu saresti in vita. Nel mio caso è vero, verissimo, ma nel caso per esempio di Lamberto parla chiaro, è lampante, anche il principio attivo può ucciderti, quindi non è legalizzando una sostanza, tenendola sotto controllo, che allora a quel punto tu sei esente da un'ipotetica morte. Assolutamente no. Mi viene in mente Alessia, una ragazza di Milano che ha assunto cocaina, lei era sotto, cioè nel senso che si faceva pesantemente e ha avuto un blocco dell'arteria femorale, gli hanno dovuto amputare anche 2 gambe perché lei potesse sopravvivere. Quindi sai, siamo tutti diversi, dipende poi da come risponde il nostro corpo. Io ci tengo a precisare che ero sanissima. A me hanno fatto a distanza di 2 anni un esame per capire se mi mancasse un enzima particolare nel fegato che mi aveva portato ad avere una situazione del genere. Assolutamente no. Ero sana, ero perfetta, non avevo nulla che non andasse. Era quella pastiglia che non andava. E quindi ci tengo a specificarlo per far sì che i ragazzi non si creino questi falsi miti del vabbè, ma se io conosco, perché l'ho sentito da un 21enne tra l'altro, quindi neanche un bambino, se io conosco il mio spacciatore, conosco anche la sostanza e so cosa sto prendendo, cioè che tu dici no, vabbè, nel senso che anche lo spacciatore che ha più di fiducia di questo mondo in realtà è andato ad acquistarlo da un altro, che a sua volta l'ha acquistato da un altro e così via, e tu non saprai mai che cosa c'è dentro quella sostanza, indipendentemente dal fatto che anche il principio attivo della stessa sostanza può comunque ucciderti. E poi ci sono tutti quegli amici, Michela, che si fanno tutte le settimane, si impasticano, non gli succede nulla, perché dovrebbe succedere? Può succedere anche quello, però i ragazzi non si rendono conto perché vivono nel qui ed ora, quindi nel momento, che in realtà quei ragazzi che lo fanno per tanto tempo poi possono avere delle ripercussioni a livello cerebrale. Cioè è vero che io arranco fisicamente, io ogni giorno sono costretta ad assumere dei farmaci salvavita, altrimenti non sarei qua, però mi sono laureata con 110 lode, cioè sono una persona che c'è. Per fortuna non mi ha compromesso la testa. Se non mi fosse successo quello e fossi andata avanti a farmi, ad oggi che persona sarei? Come sarebbe la mia vita? Sarei qui? Non sarei qui? Se fossi qui, come sarei? Come sarebbe la mia testa? Come avrei sviluppato il mio essere? È questo quello che io dico ai ragazzi, ragionate, nel senso che dobbiamo cercare di amarci e tutelarci sia nell'ambito fisico che mentale, perché alla fine noi siamo tutto un insieme, non siamo dei pezzi, no? A parte.
E quindi io penso che di vita ce n'è una soltanto. Possiamo fare la differenza se vivere e fare della nostra vita un capolavoro, fare una cosa mediocre o non arrivare direttamente all'adultità. È una nostra scelta. Io punto all'eccellenza. Ad oggi che ho sbagliato. Spero che i ragazzi possano non arrivare a sbagliare, possano capire subito che possono veramente fare grandi cose nella loro vita. Qualcuno a casa mi prendeva in giro per come ho trattato il tuo libro, perché alla seconda lettura ho cominciato a mettere un po' di fogliettini e questo mi ha fatto venire in mente, guarda questo, cosa vedi? Un diamante. Brava, un diamante. Io vedo la tua storia come un diamante che se teniamo al buio è pur sempre un diamante, però nessuno lo vede. Ma se noi, e notavo la luce che c'è nei tuoi occhi, bellissimi, fa entrare un raggio d'amore, di luce, cominciano a sfaccettarsi tante bellezze, tante cose interessanti per chiunque. Lo dico sempre, io non sarei nessuno se non avessi chi organizza eventi come questi, non potrei arrivare da nessuna parte, Sì. perché c'è sempre, è importante una cooperazione, una collaborazione tra tutti, assolutamente. Se non trovi un compagno per girare l'Italia, a me piace anche in bicicletta. Andiamo d'accordo, vengo io. Allora, il tuo libro mi sono divertito poi a contare, anche se con i numeri, però quando vengono fuori le combinazioni mi piace. Ha 189 pagine. Non lo sapevo, non lo senso sapevo. che non me lo ricordo. Ho diviso per 2 e ho trovato una cosa. Un po' come nella Divina Commedia, sai che cosa c'è? La parola intermedia? Non lo sai? Vai a scoprirlo. Nel mezzo del tuo libro c'è scritto "è qui". Nel mezzo esatto del tuo libro. Hai capito tutto? Chi è qui? Una persona. Mio papà. Parliamo di Mario. Mio papà, tra l'altro... E che ruolo ha avuto nella tua voi vita? non potete capire. Non c'è più. No, sì, esatto, ma appena è arrivata una mosca. E di solito non lo racconto mai, però dato che sono un po' sensibile in questo periodo. Sono come le farfalle? Ho l'impressione, sì, io ogni volta che faccio qualcosa di importante arriva la mosca subito. Sì. E penso che sia mio papà. Vabbè, detto questo... Facciamo un applauso per... Faccio un po' fatica a parlarne perché comunque è venuto a mancare 6 anni fa e a me sembra ieri, e quando dico 6 anni già mi sento male. È stato un grande papà, io ho avuto veramente una grossissima fortuna. Mi ricordo che l'ho perso a 30 anni e quando l'ho perso sono stata male, tanto, e in quel periodo lavoravo nelle carceri con quelli con fine pena mai, quindi ergastolani. E un giorno uno di questi ragazzi aveva voluto leggere il mio libro, il primo, non il secondo, non l'avevo ancora fatto quello. E mi si avvicinò un giorno e mi disse, io piangevo in continuazione in quel periodo, lui si avvicinò e mi disse in sostanza che ero stata molto fortunata ad avere un padre così, perché lui non aveva mai avuto un padre, il pensiero di avere un padre così sarebbe stato qualcosa di grandioso. Ho capito che dovevo smetterla di piangere, di sentirmi sfigata perché avevo perso il papà da giovane, ma sentirmi estremamente fortunata per il meraviglioso papà che avevo avuto fino a quell'età. Ed è un po' il mio mood di vita, guardare sempre il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, non piangersi addosso e cercare di trarre da un evento negativo qualcosa di positivo. Ed credo che sia innata in me una sorta di resilienza, e credo che facesse parte anche di mio padre, e credo che sia stato lui a trasmettermelo, perché mi ha trasmesso l'accettazione di ciò che era avvenuto, il fatto di poterlo assimilare, comprenderlo e a quel punto trasformare quell'evento negativo in qualcosa di positivo.
smetterla di piangermi addosso. Io ho passato tanti anni a piangermi addosso e a rimanere relegata in un letto. Io non mi muovevo, avevo tanta paura, perché tanti anni fa i trapianti avevano, diciamo, un iter differente rispetto ad oggi. E si parlava anche di statistiche, ti dicevano che la sopravvivenza era di 5 anni, poi era diventata di 7, quindi avevo sempre l'angoscia, ero lì, avevo la paura del tempo, l'angoscia del tempo, la paura di non poter vivere, di non poter... Questa paura mi teneva bloccata a letto, il fatto di avere le difese immunitarie estremamente basse, quindi la possibilità di contrarre infezioni, malattie che mi potessero portare alla morte, mi avevano portato i primi anni a stare spesso a letto, perché mi sentivo protetta, però in realtà io sono una persona che ha bisogno di vivere in mezzo agli altri, è proprio la mia natura, quindi mi stavo denaturalizzando e stavo male, soffrivo. E lì mio padre l'ha capito e quindi mi ha accompagnato verso questo percorso di crescita, di accettazione, ma soprattutto farmi capire che siamo esseri umani, che era inutile che continuassi a giudicarmi, a avercela tanto con me stessa, ma avevo sbagliato, ma avevo sempre il mio, potevo riscattarmi, potevo fare qualcosa di grande comunque lo stesso, al posto di mettermi a piangere in continuazione. Quel qualcosa di grande poteva essere: hai sbagliato, usa la tua storia affinché altri ragazzi non debbano vivere quello che hai vissuto tu e altri genitori non debbano vivere quello che abbiamo vissuto io e mamma. E penso che sia stata uno degli insegnamenti più belli che mio padre mi abbia potuto dare. Però tu dici a un certo punto che tuo padre ha commesso un errore. Te lo ricordo, l'hai scritto tu. Sì. Cioè quello di dire il drogato è figlio degli altri. Certo, come cambia la visione del dipendente? Che poi parliamo di drogati, però vorrei allargare il discorso delle dipendenze. Perché il genitore si sofferma alla dipendenza e non capisce che i ragazzi possono anche farne un uso occasionale. Ad oggi i ragazzi sono policonsumatori occasionali, cosa vuol dire? Che fanno uso di diverse sostanze in diverse occasioni, quindi non c'è il classico tossicodipendente in cui eravamo abituati noi degli anni '80, ok? Disagiato e emarginato. Ad oggi è un ragazzo che può anche vivere bene nella società, anzi tendenzialmente è quello più il figo della scuola, piuttosto che... mio padre ha ragionato come ragionano secondo me più di 3/4 dei genitori, cioè il drogato è sempre figlio degli altri, non è un mio problema, cioè la droga fa male, questo era il discorso, ma non si era andato oltre. Non farlo e basta, no? Le classiche frasi, le classiche cose che puoi dire. Ovviamente poi ci è passato e ha capito che la droga può coinvolgere tutti, anche le famiglie cosiddette normali, dove non è mancato l'amore, il dialogo, il confronto, insomma chi più ne ha più ne metta, insomma, le classiche famiglie normali. Noi non eravamo nient'altro che una famiglia normalissima, a cui è successo quello che è successo. Questo per dire che la droga non colpisce solo il disagiato, ma può colpire chiunque, davvero chiunque. Bene, grazie. Mi piacerebbe parlare di tante cose con te, perché il prisma, il diamante riflette tante cose. E infatti tu prima hai detto che io giro per l'Italia perché faccio questa lotta alle sostanze, eccetera. In realtà le sostanze sono la punta dell'iceberg, esatto. Perché io in realtà mi raffronto con i giovani e parlo di tante cose. Cioè la droga sì, ma è marginale, nel senso che poi alla fine è l'accettazione di sé, l'amor proprio. Li inviti alla trasgressione. Anche trasgressione positiva, pulita. Vorrei lanciare un messaggio ai giovani di oggi. Che tipo di trasgressione? Perché noi abbiamo avuto nei giorni scorsi, scusa, faccio un po' l'epilogo delle puntate precedenti, un trapiantato di fegato, un famoso giornalista dell'Unione Sacra, che ci ha raccontato un po' la sua storia. E raccontandoci naturalmente di tutte le peripezie, di cosa succede, tutta la macchina che si attiva nel momento in cui magari accade un incidente, si viene a scoprire che c'è un cuore di là, e allora si parte magari con una pandina in 4 e si va a prendere sto cuore e poi lo si porta in aereo a Roma, accadono cose di questo genere. È l'atto più democratico che possa esistere, perché nel momento in cui ho bisogno di un cuore, di un fegato, questo giornalista si chiama Francesco Abate, okay? Ha fondato assieme ad altri amici, Argiolas, l'associazione di trapiantati di fegato in Sardegna. Neanche 6 anni fa, adesso sono
quasi 200 per dire. E quindi dicevo che è lato più democratico che possa esistere, perché abbatte tutte le barriere. Cioè, non è che se io tifo il Cagliari mi arriva il cuore di uno juventino, no, perché abbatte le barriere culturali, abbatte le barriere politiche, religiose, e quindi... È un amore incondizionato, io lo chiamo, ed è proprio così. È un messaggio che tu lanci. Ami, sì. Stai amando in maniera incredibile, stai ridando la vita in fondo a chi non conosci. È questo. Io poi, vabbè, ho avuto È giusto dire che dentro di te vive anche un'altra persona. Assolutamente, io dico sempre, io vivo per due. Quando mi chiedono l'età e poi la dicono, mi dicono, ma non è possibile, io dico certo, perché devi fare meno l'altra persona, perché in realtà io e lei ci compensiamo. Sì, io a differenza dei trapiantati normali ho avuto la fortuna di sapere chi avessi dentro di me, nel senso che in Italia per legge il donatore ricevente non possono conoscersi, ma all'epoca, essendo che i trapianti se ne facevano pochissimi, io ero la 345esima trapiantata e la mia storia andò in tutte le televisioni, insomma dappertutto, se ne parlò tanto. I genitori di Alessandra seppero insomma che stava andando a me questo fegato, perché loro sapevano che il fegato appunto andava a Milano, a Niguarda, e quella notte venivo operata io. Quindi mio padre lanciò un appello ringraziando la famiglia che avrebbe voluto insomma conoscervi, eccetera, e il papà ha chiamato. Io ero in ospedale, non sapevo nulla, e poi dopo mia mamma e sua mamma hanno iniziato a scriversi delle lettere, finché poi erano passati un po' di anni, io me la sono sentita di andarli a conoscere, perché loro da subito mi hanno detto quando me la fossi sentita di andare da loro. E ho impiegato un po', e poi quando sono andata è stato veramente un incontro emozionante. Ad oggi sono orgogliosa di dire che sono la mia seconda famiglia, che sono fiera di avere dentro di me una Malaisi, perché Alessandra si chiama Malaisi, mi piace parlarne al presente, perché con il gesto d'amore dei suoi genitori lei è riuscita a prendersi gioco della morte stessa, nel senso che sta continuando a vivere dentro di me in maniera diversa, ma stiamo continuando a vivere. E non è rimasta solo nel ricordo delle persone che l'hanno amata, ma continua a esserci. Ne sto parlando oggi, ma ne ho parlato, fino al 24 di febbraio tutti i giorni, e comunque sia, anche quando non faccio incontri, ne parlo con le persone a me care, con i miei amici, continuo a vivere in modo differente. Ogni volta che un ragazzo mi fa una domanda su di lei, ogni volta che mi si chiede di lei, è un modo per farla vivere ancora. E non si può nulla contro la morte se non prendersi gioco di essa. Non tutti hanno la possibilità di poter donare i propri organi, perché ci vuole una metodologia particolare, nel senso che ci deve essere una morte cerebrale, e nel momento in cui tu hai questa possibilità, ecco, puoi prenderti gioco di essa e continuare a vivere. Alessandra, finché io sarò in vita, continuerà a vivere, e ogni giorno cerco di vivere nel migliore dei modi. Quando ero più piccola mi sentivo inadatta, inadeguata. Lei aveva 2 anni prima e la guardavo, mi sembrava più bella, più giusta, più perfetta non si dice, ma vi fa capire realmente che cosa volessi dire. E poi ho capito che io sono io e lei è lei, ma quello che potevo fare era di certo non soffermarmi a continuare a ringraziarla, a parlare con lei, ma ad agire. Cioè le parole stanno davvero, sono i fatti in fondo che contano. E allora che cosa potevo fare? Cercare di rendere straordinaria la nostra vita. E ripeto, la nostra vita, perché veramente io vivo per due, io spesso ragiono per due. Non è facile, perché non è stato facile, è stato un percorso che io ho fatto, ho maturato, a volte ancora a crollo, però devo dire che ormai siamo un gruppo ben formato. Anzi, quando ho saputo del ragazzo che aveva il cuore di Alessandra, ho avuto una sorta di gelosia. Alessandra è mia, che è sta cosa?
E quando vado dai suoi genitori, perché appena posso, ne ho la possibilità, vado a trovarli, anzi quando abbiamo fatto il film al cinema, sono rimasta 1 mese e mezzo e guardate il caso, era esattamente a Civitanove Marche, che è dove vivono loro, perché è il produttore di lì, e quindi hanno voluto girare nelle Marche. Sì, una coincidenza estrema. E lì ho trascorso 1 mese e mezzo ed è stato meraviglioso, veramente meraviglioso, anche perché con il fratello più piccolo avevo buoni rapporti, con il fratello più grande un po' meno, e invece adesso abbiamo un rapporto meraviglioso, ma meraviglioso proprio, e abbiamo 1 anno di differenza. Per cui sono delle persone straordinarie. Se ci sono dei giornalisti, dico questo, se ci sono dei giornalisti, non dite nulla perché è una sorpresa che voglio fare, ma se un giorno mai mi dovessi sposare... Sei in diretta streaming? Allora niente. No, No, allora niente un po'. Tanto non ho il fidanzato, per cui ora che mi sposo, campa cavallo, l'acqua cresce. Detto ciò, fa niente. Ok, non posso dirlo. Avrei voluto dirlo, ma fa niente. Abbiamo salvato l'incidente diplomatico. Sì, assolutamente sì. Ci prepariamo per il gran finale. Bisogna Vai. bere? No, assolutamente. Ok, e quindi c'è qui presente anche mio figlio. Che tipo di trasgressione gli consiglieresti? Trasgressioni pulite, positive, trasgressioni che, non so dove tu sia, che ti possano permettere di trasgredire oggi, domani, dopodomani. Ti faccio un esempio stupido. A volte si va in motorino e si tende a non voler mettere il casco. Io non so se adesso è tanto così, ma all'inizio, quando si era cambiato il fatto perché quando ero ragazzino non era obbligatorio il casco. Era obbligatorio se eri minorenne, ma se eri maggiorenne no, non l'ho mai capita sta roba, mi sembrava follia, perché se uno sbatte la testa la sbatte, se è maggiorenne o minorenne. Comunque, detto ciò, quando c'è stato questo change, i ragazzi avevano difficoltà a mettersi il casco, magari non lo allacciavano, facevano queste cose sciocche. Perché? Perché non volevano spettinarsi i capelli. Ecco, allora prendetevi il pettine, mettetevelo da qualche parte e quando gli tirate via il casco vi sistemate. Permettetevi di ripettinarvi i capelli il più possibile. Non permettete che una scelta così banale e stupida non vi permetta più di potervi pettinare i vostri capelli. Questo è. Quindi la trasgressione fa parte dell'adolescente stesso che va verso l'adultità. Non possiamo reciderla questa cosa, assolutamente. Quindi cercate di trovare delle trasgressioni pulite e positive. Nel tuo libro, per esempio, la protagonista Matilde, io consiglio veramente a tutti di acquistare questo libro perché ci ho messo il cuore, è scritto in una maniera magistrale, da un punto di vista stilistico, lì è un narrante che lei entra raccontandosi, ma poi esce di scena per mettere in rilievo i protagonisti, che naturalmente sono nomi di fantasia, Matilde, poi neanche così tanta fantasia. Matilde in realtà è la figlia della mia migliore amica, che è piccolissima. Che non è una figlioccia però. Che è la figlioccia è quella più piccola. È quella più piccola. Lei è quella più grande e in realtà è piccola, 6 anni adesso, però quando l'ho scritto ho pensato che vorrei se crescesse che fosse come Matilde. E si legge veramente in un battibaleno. E quindi questi ragazzi che si vogliono bene, però lui è un po' una testa calda. Allora, diciamo che ho voluto raccontare uno spaccato affinché i ragazzi si potessero identificare, ma anche gli adulti potessero vedere 2 sfaccettature diverse di ragazzi. Quindi che ci può essere il bene e il male, che a volte è intrinseco in ambedue le parti, che a volte il bene, quando c'è l'amore, può anche coinvolgere l'altra persona a migliorarsi, che sì, che alla fine l'amore può fare la differenza. Certo. E sicuramente anche quando hai valori, quando hai principi, e questa Matilde è una tosta, perché è una tosta. Ciò che fa la differenza è una letterina, la A, messa davanti a Morse. È vero. Giusto? È verissimo. Quindi un alfa privativo che trasforma la morte in vita e amore. E quindi, dato che tu bevi, io rimarrei qui fino a domani mattina a parlare con te. Non so se è così piacevole, veramente. Vengono fuori delle perle interessantissime. Quindi continuo a raccontare. Matilde ha preso una mezza pasticca di estasi in discoteca che Luca
che naturalmente era solito portarle a scuola, ne aveva offerto. E poi a un certo punto arriva la notizia a scuola che arriva la Benusiglio a fare una delle sue conferenze, e quindi si preparano, Matilde da una parte, Luca dall'altra, a raggiungere il giorno fatidico la Benusiglio, che prima incontrerà i ragazzi e poi incontrerà anche i genitori. E anche su questi genitori, che sono un po', come dire, i protagonisti della serata di oggi, è interessante capire che il frutto non cade mai lontano dalla pianta, nel caso di Luca, giusto? E quindi, però, la protagonista Matilde cambia, e questo è un grande romanzo di formazione, e ci aiuta con i protagonisti a evolvere verso la maturazione di emozioni, pensieri, ragionamenti, quindi tutte le cose che noi abbiamo, come dire, spigolato stasera, sono espresse sotto forma di narrazione. Sì, che poi ci tengo a dire la verità, in realtà questi due ragazzi sono un miscuglio di tanti ragazzi che io ho incontrato in questi anni, Esatto. quindi non è, cioè, è sotto forma di romanzo, ma in realtà è molto meno romanzato di quanto si possa immaginare. E oserei dire che è una lettera meravigliosa che tu scrivi a loro, ma anche che loro scrivono a te. Esatto. Perché c'è un capitolo, correggimi se sbaglio, costellato di messaggi che tu ricevi e che hai voluto fissare nel tuo libro. Io vorrei leggere, ma forse si sta facendo tardi. Non so, sono le 8:15. Sì. Devo accendere il fuoco. Che sia a dieta. Ti piace il sushi? No, non posso le robe crude, vedi. Anche questo è un aspetto interessante dell'alimentazione. Sì. Sono anche diventata celiaca. Credo che Alessandra fosse celiaca e mi abbia trasmesso. Dico credo perché suo nonno era celiaco, suo fratello è celiaco. Non mangerai sushi stasera? No, non mangio sushi. Non mangio sushi. Però il pesce ti piace? Il pesce sì, poi qua. Un'oratina di mare? Franci a posto. Le cozze le mangi? Il menù? No, vabbè, anche perché Saveria non mangia il pesce, è allergica al pesce, quindi avevo dovuto fare un menù un po' vario stasera. E mangeremo come Artù nella tavola rotonda, ben distanziati, ok? Abbiamo una cucina grande. Ok, vi sta venendo fame? No. Direttore, io vorrei concludere, come dopo lascerei il microfono al pubblico, ai ragazzi qui presenti. Volevo aggiungere una cosa, che nel libro parlo anche dell'importanza della donazione del sangue, degli organi, e la spiego in maniera molto semplice affinché i ragazzi possano comprendere esattamente il tutto. E nella parte invece dove parlo ai genitori cerco di dare proprio dei consigli, un po' come ho fatto prima, però che possono servire più di 1000 parole articolate, cioè come riconoscere se il proprio figlio fa uso occasionale di sostanze, perché se te ne accorgi vuol dire che è già in una situazione bella che è compromessa. Come comportarsi se il proprio figlio fa uso di sostanze, quindi in quel caso come procedere. Insomma, cerco davvero di dare dei consigli pratici che possono essere utili in situazioni a volte spiacevoli, ecco, mettiamola così, ma che possono essere risolti. Ecco, il libro è un inno alla vita, cioè si può sempre trovare una soluzione a tutto. Solo alla morte non c'è soluzione, ma in questo libro abbiamo trovato anche la soluzione alla morte, cioè che volendo possiamo prenderci gioco di essa anche quando lei si accanisce contro di noi. Perché possiamo sempre scegliere e possiamo sempre noi fare la differenza. Questo è quello che cerco di spiegare ai giovani. Non solo per quanto concerne le droghe, anche la semplice sigaretta alla lunga ti danneggia, ti fa male, perché farlo? Abbiamo una vita soltanto, abbiamo avuto la fortuna, se hai la fortuna di nascere sano, perché non continuare a esserlo e a poter godere della vita in tutte le sue sfaccettature? E a quel punto perché no? Fare qualcosa di grandioso nella propria vita, quindi progettare, fare.
A volte i ragazzi non si rendono conto, ma se fanno uso di sostanze magari si ritrovano a 23-24 anni che entrano in una comunità. Faccio un esempio, San Patrignano ci rimani minimo 4 anni di percorso e magari esci che ne hai 28, tu cosa fai? 27, cosa fai? Decidi, magari in quel momento volevi essere un medico, cosa fai? Ti iscrivi all'università a 27 anni? Tutto è possibile, per carità. Però la vita è una davvero e secondo me sono le piccole scelte che possono fare la differenza. Quindi è meglio ragionare prima su determinate cose e capire realmente che cosa possiamo fare per noi e per la nostra vita e di conseguenza anche per le persone che ci stanno attorno. E quindi anche svelata alla fine del libro? No, dai, la fine del libro è... No, la fine del libro è tra l'altro carinissima, sì, veramente bella. Me li guarderei bene. Sono molto orgogliosa io, sì. Devo essere sincera di questo libro, tanto. Che a me piacerebbe scriverne uno, ma non ho la stoffa. Ma non è vero, neanche io pensavo, invece... Sì. E va bene. A voi la parola. Non vorrei tirare troppo lungo. Prego, c'è qualcuno da questa parte? Allora, adesso vi faccio ridere. Quando faccio gli incontri serali, allora, se li faccio di giorno, quei ragazzi, dopo un'ora che parlo, iniziano ad alzare la mano a random e non smettono più di fare domande. Quando faccio incontri serali, invece, aperti alla cittadinanza, sono più gli adulti, tendenzialmente, ad essere presenti. E quando arrivo alla frase archetipica, quindi adesso potete voi farmi le domande, la reazione di tutti, anche vostra, quindi ti ho guardato, anche voi l'avete fatto, è questa. Cioè, inarcate leggermente la testa, fate un sorrisone della serie, sei carina, sei simpatica, ma manteniamo le distanze. Paradossalmente l'adulto fa più fatica a lasciarsi andare, no? Anche perché pensate, ma questa che vuole? Ci conosciamo da un'ora e mezza ed è veramente interessata a... Sì, io sono qua perché ci credo veramente fortemente. E quindi se avete delle domande, fatele, non abbiate timore, non sono qua per giudicare, non sono qua per... se non per arrivare ai vostri cuori. Per poterlo fare dovete lasciarvi andare, dovreste lasciarvi andare, dovete non mi piace come in positivo. Dovreste lasciarvi andare, perché solo così riusciremo a creare veramente sinergia. Mi piacerebbe che poteste pensare che siamo un po' una grande famiglia, e poteste lasciarvi veramente andare, anche perché ricordatevi che siamo tutti sulla stessa barca, chi più chi meno, ma siamo tutti sulla stessa barca. Se iniziassimo a pensarla in questo modo avremmo meno paura di metterci in gioco, di lasciarci andare, di essere giudicati dall'altro, perché credo fortemente che l'unione faccia la forza e che poi voi avete la fortuna di vivere in un paesino per cui la rete collaborativa fa la differenza. Tanti anni fa, se un bambino usciva di casa, quando tornava a casa, praticamente appena apriva la porta gli arrivava uno scapelotto in testa, perché se aveva fatto qualcosa di sbagliato lo sapeva già la mamma. Ad oggi se il bambino esce e magari non rientra e tu chiedi dov'è, nessuno l'ha visto. C'è un individualismo assordante. E invece secondo me dovremmo tornare a essere tutti una grande famiglia. Io tratto i vostri figli come se fossero miei, perché è quello che vorrei se avessi mai dei figli. E mi piacerebbe che tutti la pensassero nello stesso modo. Se noi tutti ragionassimo così, sono sicura che la società cambierebbe. Non ho dubbi in merito. E voi potete fare la differenza, perché essendo un paesino è ancora più semplice che una grande città. Collaborate di più, non abbiate timore se vedete che un amico di vostro figlio fa qualcosa di sbagliato, non abbiate timore a parlarne con i genitori. Lo so, magari qualche genitore la prenderà male, magari vi ghettizzerà, vi prenderà come se foste voi le persone sbagliate, ma voi avete fatto la cosa giusta. E perché no? Magari sarebbe bello che l'altra mamma, che magari vede qualcos'altro anche in vostro figlio, ve lo venga a dire. Sarebbe bello questo. E sono sicura che sarebbe tutto più semplice, anche perché quando condividi le paure, le ansie, le angosce, diventa tutto più semplice. E per ogni genitore che vive con un adolescente è tutto nuovo. Quando si inizia a parlare dei propri problemi si rende conto che sono gli stessi di un'altra mamma, di un altro papà. E allora magari insieme si possono trovare delle risposte condivise e quindi aiutarsi di conseguenza. Sono
contento che tra subito ci sia anche una mia amica che lavora in una società, in una comunità terapeutica. Sì, sono figli nostri, anche loro, poi innestandomi sul discorso. E quindi, tra i tanti primati di Serramanna, il campanile più alto della Sardegna, e le rotonde più belle del Video Campidano, noi abbiamo una piazza ai caduti della Prima Guerra Mondiale, la cui edificazione è stata raccontata da Vico Mossa, poi ti darò il libro Cabilli, e poi che racconta anche di quando, nonostante per pericoli di crollo il campanile più alto fosse stato buttato giù, continuò a diventare il campanile più alto. Poi abbiamo una piazza ai caduti al lavoro, no? E abbiamo una grande cura del nostro cimitero. Qualche grande scrittore diceva che il livello della civiltà di un popolo si misura con la cura che hanno dei loro defunti, dei morti. Questo per dire che sicuramente Serramanna piange tanti suoi ragazzi che adesso non ci sono più per motivi di droga, no? Il più grande desiderio di questa comunità è che grazie al tuo intervento tante famiglie vengono aiutate, voglio dire, anche se non compreranno il libro. Secondo me non mi interessa veramente esatto. relativamente. Però aver incontrato una persona... che si possa creare uno spunto di riflessione, sia per il ragazzo stesso sia per i genitori, né più né meno. Sì. E se doveste avere bisogno di me per qualsiasi cosa potete contattarmi, ci impiego un po' a rispondere perché ricevo tanti messaggi, però rispondo sempre, quindi per qualsiasi cosa mi piace pensare che possiate contare su di me. Quindi questo incontro non inizia e finisce oggi, ma se vorrete io insomma ci sono e ci sarò per qualsiasi cosa. Ecco, questo volevo dire, volevo che tu sei venuta oggi a portare un raggio di luce che spero porti delle cose belle anche alla nostra comunità, da questo punto di vista. Grazie. Grazie. Alessio, risentiamo le domande. Mi sollecita il direttore artistico a, magari forse ha percepito che c'è qualche domanda, a invitare le persone a eventualmente ad avvicinarsi, non mordiamo. Mettiamo i cappuccetti neri. Magari abbiamo parlato già di tutto. Ecco, sì, grazie. No, Alessio, qui. Qui c'è già il cappuccio e poi lo cambiamo. Avvicinati. Mi è sembrato di capire che nel libro parla anche della donazione degli organi e volevo chiederle, oltre al libro, quando lei va nelle scuole e fa queste conferenze, parla sempre anche ai giovani l'importanza di dare, di essere donatori. Io quando ero giovane l'ho fatto. Assolutamente non posso sì. più Allora io ho sensi di colpa anche per questa motivazione, nel senso che quando io ero in fin di vita, per cui a me hanno fatto saltare la lista e sono andata come priorità. E quindi immancabilmente qualche frase, qualche domanda del tipo non ti senti in colpa perché hai rubato un fegato a chi ne aveva bisogno e tu invece te la sei andata a cercare, o frasi, sui social sono sempre tutti un po' leoni da tastiera e quindi dovevi morire, eccetera, eccetera, frasi di questo genere. E in realtà non facevano altro che appesantire già i sensi di colpa che io avevo rispetto a questa cosa, perché per quanto io collaboro spesso con l'AIDO, l'ABMO, eccetera, l'AVIS, però ogni volta che avevo a che fare con trapiantati mi sentivo sempre diversa perché loro appunto erano malati e io me l'avevano a cercare, io non ero così. E quindi mi sono sempre sentita differente, fino a che un giorno un medico mi disse di smetterla, in un convegno così, sempre dell'AIDO, se non sbaglio, mi disse di smetterla di ragionare in questo modo, perché se i medici dovessero rendersi conto di dover mettersi a fare la morale, a giudicare tutti i loro pazienti, 3/4 non dovrebbero neanche
salvarli, mettiamola così, cioè mi dice prova a pensare a quello che non mette la cintura di sicurezza, fa incidente, cosa facciamo? Non lo soccorriamo. La persona che non usa il preservativo e purtroppo poi magari contrae l'HIV, cosa facciamo? Non lo medichiamo, non gli diamo questi medicinali affinché possa condurre la sua vita. La persona obesa che si ritrova magari ad avere quella patologia perché ha esagerato con il cibo. Insomma, mi diceva, siamo esseri umani, perdonati, siamo inclini agli errori, hai sbagliato e ne hai pagato le conseguenze e ora vai avanti. Da lì devo dire che un po' la mia prospettiva è cambiata, ho capito che effettivamente aveva ragione. Però mi è successo un po' di tempo fa, non tanto tempo fa, per cui in tutti questi anni quello che io mi sono detta che potevo fare era cercare di recuperare più organi possibili affinché potessi sentirmi meno in colpa per averne rubato uno, ok? E quindi ho fatto tanti e li faccio ancora, tanti incontri con l'AIDO, l'ADMO e via dicendo, e singolarmente ogni giorno che vado in una scuola parlo dell'importanza della donazione degli organi, spiego esattamente come stanno le cose, lo spiego in maniera, ho cercato di trovare una strategia, nel libro lo spiego bene, lo racconto esattamente come lo racconto a scuola, in maniera molto semplice ma anche molto che si capisce, ok? Che anche un ragazzino possa comprendere esattamente, perché spesso si ha la paura, no? Anche l'ignoranza di base, di non sapere, di non conoscere, quindi la paura di donare per determinate motivazioni. E poi anche l'importanza della donazione del sangue, quella è un'altra cosa fondamentale, perché lì non stiamo parlando solo di trapiantati, ma stiamo parlando di tutti quanti noi, nel senso che veramente chiunque può aver bisogno per sopravvivere di una sacca di sangue. E sono degli eroi, io dico sempre che non bisogna avere un mantello per essere dei supereroi, ed è proprio così, quindi faccio ragionare sempre rispetto all'uso di droghe, quindi alla famosa trasgressione, e alla famosa trasgressione pulita positiva di cui parlavo prima, cioè quando tu sei giovane e vuoi trasgredire, per trasgredire cosa fai? Fai qualcosa di diverso. E ultimamente i ragazzi cosa fanno? Ultimamente, diciamo da tanto, usano le sostanze. Però in realtà è veramente così trasgressivo usare le sostanze? Nel senso che lo fanno veramente in tanti ad oggi. E trasgressivo vuol dire fare qualcosa al di fuori della massa. Allora c'è dall'altra parte però chi potrebbe donare il proprio sangue ed è una trasgressione pulita positiva perché lo fanno veramente in pochi, perché c'è sempre bisogno di continue trasfusioni di sacche di sangue, scusate. E quindi a quel punto la si vede come una trasgressione pulita positiva. Ma il ragazzo che va e perde un'ora, mezz'ora, un'ora del suo tempo donando parte del proprio sangue, del proprio tempo, non saprà mai se avrà salvato la vita a una donna, a un uomo, a un bambino, ma saprà di aver salvato la vita a un essere umano. E io penso che non ci sia niente di più adrenalinico di sapere di essere al mondo e di aver salvato un essere vivente. Allora, quando fai uso di sostanze ti dà un'adrenalina che può durare dalle 3 alle 5 ore, dipende poi da ogni corpo, dall'individuo, okay? Dal metabolismo, da quanto ha mangiato, se ha bevuto, se ha mischiato con altre sostanze e via dicendo. Però è una cosa fine a se stessa, che ha una durata parziale, minuscola. Sapere di aver redato vita a qualcuno che senza di te l'avrebbe persa, beh, per me è qualcosa di grandioso, perché non si tratta solo di sangue, ma si tratta di vita o di morte. Ed è questo quello che spiego ai ragazzi. Quindi quando dico sempre a loro, quando avete 18 anni un giorno, fatela questa cosa, perché poi diventa una vostra droga. Perché ogni tot non si può fare sempre, ma ogni tot vi permetterà di continuare a farlo perché vi sentirete sempre più ricchi dentro. Saprete di essere al mondo ed aver fatto qualcosa di straordinario, perché ridare la vita a chi la stava perdendo è qualcosa di meraviglioso, è un'adrenalina che ti durerà a vita. Quindi questo per esempio è la risposta della trasgressione pulita e positiva di cui parlavamo prima. Grazie, grazie mille. Bene, abbiamo fatto il pieno. Grazie per la tua carica.
Grazie a te per questa bellissima serata, grazie a voi che ci avete ascoltato. Sì. E spero davvero che... Non smettere mai. No, non smetto. Ok. No, non smetto. La vita non è uno sbaglio, è uno sballo. Se è vissuta alla Giorgio Venosilio. Appieno. Mi piace, sì. Ti piace? E quindi, insomma, auguriamo a tutti un buon proseguimento di serata, sperando appunto che sia stata arricchente per tutti voi. È una vita migliore della mia, soprattutto lo dico ai giovani che ci sono qua. Quindi ricordatevi di me. Se vi dovessero proporre mai una sostanza, chiedetevi, ricordatevi di me, di questa serata, e chiedetevi, ma io sarei in grado di superare tutto quello che ha raccontato quella ragazza? E poi saprete darvi la risposta. Grazie. Risposta Giorgia Venosilio. Uno degli aspetti fondamentali della nostra manifestazione, a cui teniamo tantissimo, che purtroppo quest'anno non abbiamo potuto concretizzare per la questione della pandemia in corso, è Strangios per le scuole, ovvero sia una manifestazione parallela dove noi proponiamo gli stessi autori che proponiamo la sera al pubblico adulto, li proponiamo alle scuole di ogni ordine e grado, addirittura dalle scuole dell'infanzia sino alle superiori. Chiaramente quest'anno per ovvi motivi non ci siamo riusciti, però mi sento di dire questo. Stavate parlando delle attività di Giorgia con le scuole, ritengo che la presenza di Giorgia Venosilio sia un regalo importante da dare ai nostri giovani, ai nostri studenti, dunque sin da ora ti dico che non appena la situazione si normalizzerà inviteremo di nuovo Giorgia Venosilio a Serramanna per dare l'opportunità ai nostri giovani di ascoltarla, perché hai regalato a tutti noi un momento prezioso di riflessione e credo sia giusto regalarlo direttamente ai nostri giovani. Complimenti e grazie. Complimenti. Complimenti al bravissimo Alessio, veramente un esordio al coordinamento eccezionale. Serramanna ha fatto un grande acquisto con te, quindi grazie. Grazie. Devo darvi alcune comunicazioni di servizio, diciamo così. Abbiamo una bellissima mostra di John Lucas intitolata Love Pills, che domani mattina sarà disponibile nella chiesetta di San Sebastiano dalle 9 alle 12. È ancora disponibile la mostra di Orunesu Barcones. La raccomandazione che vi faccio è quella di ieri. Ovviamente sostate, apprezzatela, fruitene, però non sostate eccessivamente perché siamo a rischio assembramento. Quindi mi affido come ieri al vostro buon senso. Per il resto penso che sia arrivato il momento fatidico dei regalini. Ieri non siamo andati benissimo, mi raccomando concentrazione. Aspetta Emma, aspetta. Ecco, vai, procedi pure. Anche qui, anche domani. Sì, ribadisco che la manifestazione avrà luogo qua, in questa sede, anche domani. Purtroppo le previsioni meteo non ci permettono di fare altrimenti. La quarta giornata di Strangios si conclude qui. Buona serata a tutti. Grazie.